Abbiamo parlato più volte dell'importanza di combattere il problema delle zanzare. Ripetiamo ancora una volta che il comune di Chioggia distribuisce gratuitamente le pastiglie, quelle larvicida. Basta mandare un'email a ecologia@chioggia.org e potete andare a ritirare al Palazzo Murari appunto queste pastiglie che vanno messe e utilizzate nei tombini dove c'è l'acqua, ovviamente. Ecco, il problema della West Nile sta aumentando. C'è un articolo molto interessante sul Gazzettino di oggi, un'intervista al professor Giorgio Palù, che è il direttore generale, il presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco, che indica che ci sarà un aumento di queste infezioni. E tra l'altro Padova, che è vicino a noi, è stata fra le regioni più colpite d'Italia, perché addirittura l'altro giorno c'erano 39 casi accertati, di cui tanti sono asintomatici, ma alcuni purtroppo abbiamo avuto anche delle morti. Quindi è assolutamente persone anziane. Ma cosa vuol dire? Persone anziane che se non avessero contratto la West Nile potevano vivere ancora un po'. Quindi non c'è un vaccino, non esiste un vaccino. E sono rare, leggendo sempre l'articolo, sono rare le encefaliti, però comunque è una cosa che dobbiamo cercare di evitare. Si può fare oltre appunto utilizzando queste pastiglie, ma anche proteggendo noi stessi, i bambini, con i vari spray che ci possono allontanare le zanzare, e cercare appunto di stare anche un po' coperti, perché purtroppo anche se è caldo è una maniera anche quella di difendersi dalle zanzare. Qualcuno, sempre su Chiesa Azzurra, ricevevamo qualche lamentela perché chiederebbero che il comune faccia più disinfestazione. In realtà non è così facile. Tra l'altro proprio ci sono delle disposizioni di legge che non è che si possono spargere questi prodotti disinfestanti in tutto il territorio, ma solo con azioni mirate. Ci sono proprio dei controlli specifici da parte della regione, e vorrei ricordarvi che l'ufficio ecologia del comune di Chioggia ha un dipendente, uno, e quindi ha tutta una serie di adempimenti da svolgere oltre ad altre mansioni, e non è assolutamente così facile. Quindi è necessario che tutti noi abbiamo attenzione a questo problema, che non è assolutamente da prendere sotto gamba. Il Veneto è in attesa delle prime dosi di vaccino contro il vaiolo delle scimmie. Si tratta di 400 dosi donate dalla Commissione europea, per le quali la Regione Veneto ha tempestivamente organizzato il ritiro. A questa prima tranche seguirà una seconda distribuzione verso metà mese, con criteri di ripartizione che andranno decisi a livello nazionale. Le prime 400 dosi di vaccino saranno immagazzinate presso la farmacia ospedaliera dell'ospedale All'Angelo di Venezia Mestre, per poi essere distribuite ai centri di somministrazione, afferma l'assessore regionale alla sanità. Ora il vaccino sarà inizialmente somministrato agli operatori sanitari a rischio, e quindi al personale di laboratorio impiegato nella manipolazione del virus e al personale impegnato nell'esecuzione di test diagnostici per il vaiolo delle scimmie. Ora quindi la vaccinazione per la popolazione non è richiesta né indicata, ma si stanno individuando i soggetti a rischio a cui offrire la profilassi vaccinale. Per quanto riguarda la ULSS 3 Serenissima, i casi accertati di vaiolo delle scimmie sono 6. Sulla stampa nazionale hanno avvisato che sono state ritirate delle confezioni di acqua oligominerale della Guizza, in quanto alcuni lotti c'è il rischio di contrarre le intossicazioni dal batterio Stafilococco aureo, che è pericolosissimo soprattutto per i soggetti anziani.
ci sono due lotti, diciamo, contaminati, sono l'10LB2202A e lo 08LB2208A. Ecco, ci permettiamo di ricordare che vediamo tanti nostri concittadini che prendono le acque minerali in plastica e che oltre, diciamo, a rendere bene o male una maggiore produzione di plastica, e sarebbe ora di cercare di ridurla, c'è anche il discorso che l'acqua del rubinetto, l'acqua Veritas, l'acqua del sindaco, chiamate come volete, è di gran lunga più controllata di qualsiasi acqua minerale in bottiglia. Quindi onestamente ha poco senso andare a spendere più soldi, fare più produzione di plastica, avere più peso da trasportare, quando dal rubinetto viene assolutamente più controllata di quella che andiamo a prendere al supermercato. Continui ritardi e corse saltate a causa di cantieri di ANAS posizionati sul ponte translagunare. I cantieri rallentano il traffico che la stessa ANAS definisce da bollino rosso oggi pomeriggio e nero nella mattinata di domani. Non si può bloccare la Romea in giornate come questa, con questo flusso di traffico, lamentano gli autisti di Arriva Veneto che si trovano imbottigliati, impossibilitati a rispettare gli orari. Capita che le corse saltino perché gli stessi autisti sono ancora per strada quando dovrebbero essere invece alla guida di un bus in partenza da Piazzale Roma. L'utenza nel frattempo si accumula sotto le pensiline in attesa della corsa successiva e può avvenire anche che il bus in partenza lasci qualcuno a terra, creando malanimo che si aggiunge al disagio provocato dalle alte temperature di questi giorni. Cantieri che si sperava fossero tolti durante l'estate per evitare queste situazioni critiche, ma che stanno provocando ritardi sulle corse sia per Chioggia sia da Chioggia, rendendo anche inutilizzabili le coincidenze.